Gruppo di ricercatori dell'Università di Cagliari che è nel team che ha elaborato la prima mano bionica con il senso del tatto che è stata impiantata su una donna a Roma. Maria Spigonardo. Un lavoro durato oltre 10 anni, i ricercatori dell'Università di Cagliari, insieme ai colleghi di Pisa e Losanna, per un progetto senza precedenti, la prima mano bionica con senso del tatto sperimentata su una donna a Roma. L'Università di Cagliari ha sviluppato tutta la parte di elettronica che si occupa di creare una comunicazione fra il sistema nervoso della paziente, quindi alla fine il cervello, e la mano artificiale. Elettronica è elaborazione del segnale che serve proprio per creare questa comunicazione nelle due direzioni. Da una parte la paziente può decidere di far fare dei movimenti alla mano, chiudere, afferrare oggetti, rilasciarli, e dall'altra però dei sensori posizionati sulla mano consentono di inviare indietro delle sensazioni. Attualmente il sistema è disponibile in un mini zainetto da tenere sulla schiena del paziente, ma presto sarà direttamente disponibile sotto pelle come accade per un pacemaker. Mandare fuori i dati e prendere dei dati in ingresso, sempre passando attraverso un collegamento senza fili. Quindi questa è la parte, diciamo, in questo momento più stimolante perché dovremo proprio riuscire a fare questo.